non c'è bisogno di togliere i semi, dobbiamo ricavarne il succo. Non facciamo altro che sbucciare l'anguria, tagliarla a pezzetti e poi passarla, quindi col passaverdure. Metto un po' di succo, amido, lo metto tutto insieme con poco succo, poco perché intanto mi interessa sciogliere i grumi. Aggiungo anche lo zucchero, possiamo aggiungere tutto il succo. Fiamma media, bisogna mescolare sempre, altrimenti magari l'amido si deposita sul fondo e si formano grumi. Dovrà cambiare consistenza, così come qualsiasi altro budino, e arrivare a bollore. Quindi facciamo sobbollire così 1 o 2 minuti e poi spegniamo. Manca da aggiungere solamente una cosa, le gocce di cioccolato. Mescoliamo ancora per distribuirle. Farlo raffreddare a temperatura ambiente. Ovviamente non possiamo metterlo in frigo così caldo e fumante. Vedete come balla? Perché è morbido come qualsiasi altro budino. Ecco qua, delicato, delicato. Lo corichiamo sul piatto. Ecco.